Ecco la mamma di Felice Maniero prendere a borsettate i cameraman per difendere a spada tratta l'immagine del figlio, ex boss della Mala del Brenta. Correva l'anno 2011 e la signora Lucia Carrain aveva 81 anni, una leonessa. E per lei che nei giorni scorsi il figlio Felice Maniero, tornato libero da giugno 2023, ha fatto rientro nella sua ex casa a Campolongo Maggiore dal sindaco Mattia Gastaldi, pretendendo la restituzione del lampadario in vetro di Murano della villa, anzi ex villa, di via Fermi 3. Lo vuole mia mamma, avrebbe detto l'ex boss al primo cittadino, richiesta quest'ultima accolta con sorpresa e anche con ammirazione da chi in città lo conosce bene come Terenzio, il marito di una cugina di Felicetto. Per me ha fatto bene, Lei lo conosce, Maniero? è quasi mio cugino, è secondo o terzo cugino con mia moglie, non da parte mia, da parte di mia moglie, che è una Maniero. E poi c'è lui, l'ex idraulico di Felice Maniero. Conosce bene l'ex boss e anche lui ha frequentato la sua casa durante i cosiddetti anni d'oro. Io sono contento che sia venuto a casa. Il ritorno a casa dell'ex boss accolto con grande ammirazione da quella parte della città che lo conosce bene, non soltanto di fama. Possono dire quello che vogliono, io quando lo vedo mi saluta, o sono un idraulico, non si può fare dei lavori per lui, ma sempre pagato, anche la mamma è così. Tutto a posto. Anche se lo vedo adesso lo saluto e che stia bene a casa sua. La villetta, un tempo del boss, successivamente posta sotto sequestro, ora è diventata casa della legalità, dove tra i murales spicca anche il volto di Borsellino, come ci racconta il presidente della Proloco, Lucio Zatti. E sono stati fatti da dei ragazzi, da dei writer. E il suo giardino privato, un tempo recintato con il piccolo lago artificiale annesso ruscelletto proprio a 2 passi dalla piscina semi-olimpionica, adesso è un parco pubblico aperto a tutti nel nome della legalità. Della piscina, ora coperta, ne restano soltanto i ricordi con le maniglie a vista delle 2 scalette. Anche Zotti ha avuto modo di conoscere l'ex boss. Ma lei cosa ne pensa del fatto che Maniero sia tornato nei giorni scorsi per riprendersi uno dei suoi beni, il famoso lampadario? Ma sicuramente questa è una cosa che devono valutare a livello chiaramente legale, non saprei, nel senso che se questa cosa è concessa non lo so.